Assessore, oggi il sindaco di Taipana, Lancecutti, le ha presentato un'associazione di comuni, sono 22, della regione Friuli Venezia Giulia, ma anche della fascia confinaria slovena. Un'associazione per portare avanti i progetti comuni. La regione l'approva, la sostiene? Assolutamente sì, la Regione sostiene sempre quei sindaci che decidono di mettersi insieme, di lavorare assieme per risolvere delle problematicità del territorio, soprattutto quando questi comuni sono estremamente piccoli e quindi accumulano tutta una serie di difficoltà. L'unione in questo caso fa la forza, e la forza in questo particolare specifico sta anche nel fatto di essere riusciti a coinvolgere dei comuni della fascia confinaria della Slovenia, quindi per esempio il comune di Capuretto o altri comuni sloveni. E questa forza ci permette appunto di avere noi come regione un interlocutore più forte che è in grado di portare avanti delle progettualità, quindi non degli interventi spot per un singolo comune, ma per tutta un'area che oggettivamente ha delle forti difficoltà, in particolar modo dal punto di vista demografico. E quando parliamo di difficoltà dal punto di vista demografico, parliamo di difficoltà di creare economia sul territorio. Quindi diventa questo un interlocutore e nello stesso tempo un laboratorio nel cui creare proposte concrete da fornire alla regione per poter eventualmente finanziare tutta una serie di interventi. Lancecutti, sindaco di Taipana, un progetto che raccoglie 22 comuni per lavorare insieme in maniera transfrontaliera. Che cosa potrà fare la regione? Allora, il nostro percorso è quello di esserci aggregati nell'ambito proprio transfrontaliero di comuni che sono parte, che baciano l'ex confine con la Slovenia, e comuni che hanno anche avuto nel tempo collaborazioni nelle varie progettualità di Interreg, sempre fra Italia e Slovenia o comunque con altri Interreg. E l'obiettivo nostro era quello di mettersi insieme nella collaborazione, nel risolvere effettivamente il problema principale di queste aree qua, dell'area prealpina, che è proprio il calo demografico, che ormai già da dopo il terremoto effettivamente c'è stato un calo drastico della popolazione, che quindi ha causato effettivamente delle problematiche sul territorio, quindi l'abbandono, lo spopolamento e tutte le problematiche che oggi noi amministratori ci stiamo trovando in qualche maniera a risolvere, quindi a portare avanti. L'unica cosa che abbiamo cercato adesso di mettere assieme su un tavolo di lavoro è proprio creare questa aggregazione di comuni. Noi l'abbiamo definita come un cluster trasfrontaliero, un'associazione volontaria di comuni nell'ambito proprio trasfrontaliero, quindi con i comuni vicini sloveni che anche loro hanno queste problematiche legate effettivamente al discorso del confine che c'era una volta, che oggi comunque non c'è più, e quindi le collaborazioni devono esserci anche da ambedue le parti, proprio per risolvere questi temi. I temi principali comunque sono le infrastrutture, chiaramente, quindi senza viabilità non diamo valore aggiunto ai nostri territori, che già da qualche anno piano piano si stanno sempre più, sono frequentati da turisti che vanno alla ricerca di questo tipo di territorio, così anche naturalistico. Però gli interventi e le problematiche sono ancora molte, quindi cerchiamo, ecco, tutti insieme anche alla Regione, di trovare il percorso e di portarlo, portare degli obiettivi che vengano realizzati sul territorio.